Vandalismi e furti al centro estivo, presa di mira la scuola elementare San Giorgio di via Manzoni a Castelfranco Veneto, che in questi mesi di vacanze ospita le attività rivolte a bambini e bambine. I soliti ignoti di notte hanno distrutto una piscina che era stata allestita nel giardino della struttura, tagliando i teli, e non contenti hanno forzato 2 finestre per entrare nell'edificio e rubare 2 casse acustiche di valore. Hanno agito indisturbati. I gestori del centro estivo si sono accorti del disastro solo alla mattina, quando hanno aperto la scuola, e chi gestisce il camp non esclude che si tratti di gente che ben conosce l'area. I vari ingressi sgraditi notturni erano già stati segnalati alle forze dell'ordine. Ecco, io ho riscontrato un gruppo genitori molto attento e molto pronto a rispondere a questo disagio che abbiamo incontrato, e appunto mi hanno fatto presente che sono episodi che si sono già verificati in precedenza, in sostanza. Quello che si chiede è un lavoro in squadra tra genitori e tra istituzioni. Esatto, allora secondo a nostro parere ci vuole proprio una bella sinergia e fare squadra, perché è un vero peccato che una struttura come questa venga penalizzata da queste presenze che disturbano e danneggiano le attività che vengono svolte a favore delle famiglie, in sostanza. Queste persone vanno fermate, dichiara Diotto. Non si può passare sopra questi episodi qua, perché sennò continueranno a moltiplicarsi e pensano che noi abbiamo paura. Invece no, qua la questione è fare squadra, impedire che questo succeda, controllare il territorio e invece incentivare le attività e farne ancora di più, perché la scuola e questa zona sia una zona viva, in maniera da appunto disincentivare questi episodi che non fanno piacere a nessuno. Servirebbero magari anche più telecamere. Ecco, sarebbe fantastico avere delle telecamere che possano diciamo visualizzare questa zona, e magari anche qualche punto luce in più. Un chiaro messaggio alle istituzioni, perché abbiamo sentito solo lavorando in squadra si possono evitare tali spiacevoli episodi che nel frattempo sono stati segnalati alle forze dell'ordine.